Non è stato fino a questo momento un campionato tranquillo, l'esordio in B2 della Melspet Medoacus. La società di Selvazzano Dentro viaggia in zona retrocessione ed ha tentato in tutti i modi di sistemare la situazione. Già da qualche mese in regia è arrivata Susi Romanato. Sono arrivata ad ottobre e mi hanno chiesto di venire per dare una mano a questa squadra per cercare appunto di centrare l'obiettivo, che è quello della salvezza, che tuttora stiamo cercando di raggiungere. Entrare in un gruppo già avviato non è sicuramente facile, però ho cercato di integrarmi il più possibile nel gruppo, insomma, e di aiutarle anche in campo come potevo. Adesso diciamo che in questo momento è difficile sicuramente la situazione, però dobbiamo continuare a crederci, allenarci come stiamo facendo bene in allenamento, intensificando soprattutto la qualità dell'allenamento e sperare che poi in partita arrivino i risultati, i punti che servono almeno per arrivare alla salvezza che speriamo. Ed oltre alla palleggiatrice, la società ha già cambiato 3 allenatori. Prima Cisaro, poi Sacchetto ed ora Tomas Zazicki, fino a pochi giorni prima alla Juvenilia. Sono passati credo 10 giorni praticamente di tempo libero per un attimino riorganizzare le idee. Sono stato chiamato la domenica successiva dal presidente con la proposta di provare a finire la stagione con il Medoacus. Anche il nuovo avvicendamento in panchina voluto dalla società è stato effettuato per perseguire l'obiettivo salvezza. L'intento della società è quello di cercare di mantenere la categoria senza punizioni e senza nulla. Abbiamo fatto il possibile, come sempre ci riuniamo, abbiamo un direttivo e deliberiamo queste decisioni, a volte dolorose, però sempre nel rispetto del lavoro fatto. Non abbiamo punito nessun allenatore, abbiamo tentato di salvare questa squadra. Speriamo di farcela, siamo ancora partite, speriamo di riuscirci, insomma. E cosa cambia dunque dal modo di lavorare di Sacchetto a quello del nuovo tecnico? Sicuramente l'intensità a livello di allenamento con Vanni era molto più un po' discontinuo, perché lui tendeva a correggere sempre tutti gli errori tecnici che noi avevamo. In questo momento invece il nuovo allenatore Thomas ha capito che abbiamo bisogno di giocare il più possibile per fare bene quello che già sappiamo fare senza aggiungere tantissimo altro di nuovo. Al Medoacus nessuno si aspettava di pagare in questo modo lo scotto di essere una neopromossa. Noi siamo una squadra neopromossa, quindi stiamo vivendo un campionato tutto nuovo. È chiaro che non pensavo assolutamente che ci fossero difficoltà di questo tipo e in queste forme così pesanti. Io pensavo di fare un campionato più tranquillo, un campionato più di divertimento, un campionato più mantenendo una posizione senza mai essere a rischio. Questo era il nostro obiettivo. Ma ad oggi quante chance ha la Melspet Medoacus di salvarsi? Ha le carte in regola per salvarsi, però è un'impresa ardua, perché sono 24 punti a disposizione, però abbiamo un girone ancora con le prime in classifica da giocare, perciò è dura. Perché devono giocare ancora con la Godigese, col Cerea, ancora squadre veramente di alto livello che lottano per l'andar su. Ecco quindi l'attenta e sincera analisi del presidente. L'esperienza fa la differenza, soprattutto nelle categorie nazionali. Nessuno ti regala l'esperienza. Io sono convinto che l'esperienza sia in ambito professionale, sia in ambito sportivo, sia anche così come elemento di vita deve essere vissuta, deve essere capita, deve essere una cosa che la penetri un po' alla volta. Noi abbiamo trovato un po' questa difficoltà, ci siamo trovati a lottare, a vedere un mondo nuovo, secondo me ci ha fatto molta esperienza e sicuramente la utilizzeremo nel futuro, questo sì.